nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli, la sera del 21 agosto, Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali, sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi, da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale.
Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato.
Milano è stato celebrato il 107° anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, una realtà viva con oltre 4.300 gruppi protagonisti nei territori italiani e all'estero. Dal Sacrario dell'Eiten alla Colonna Mozza, il pellegrinaggio in Ortigara anche quest'anno ha rinnovato il ricordo nei luoghi della Grande Guerra, rivive la storia dei caduti. 40 ragazzi del campo scuola nazionale di Enego e una decina di altri coetanei hanno raggiunto la Colonna Mozza in occasione del raduno sull'Ortigara, un'esperienza di memoria, storia e condivisione. Con il codice fiscale della Fondazione Ana Onlus è possibile sostenere le attività degli alpini in campo sociale, assistenziale e di protezione civile al servizio della collettività. Basta una firma, nessun costo aggiuntivo per il contribuente. È stata festeggiata solennemente l'8 luglio a Milano, proprio nel giorno e nel luogo in cui è nata l'Associazione Nazionale Alpini. Sotto alla targa, l'unica esposta nella Galleria Vittorio Emanuele, sono stati celebrati i 107 anni di una splendida realtà, viva e vitale, protagonista della vita dei territori, in cui è capillarmente presente con i suoi oltre 4.300 gruppi in Italia come all'estero. È una targa, un pezzo di pietra, ma in realtà è memoria perenne che in questo luogo è nata l'Associazione Nazionale Alpini, fortissimamente voluta da persone che avevano combattuto e si erano affraternate lungo le trincee per unire il paese, per far sì che il paese fosse unito dal tricolore che hanno anche difeso fortemente in periodi dove era discutibile esporre il tricolore. E abbiamo voluto porre anche lì la stessa dicitura che c'è sulla Colonna Mozza, perché dopo la creazione dell'ANA Milano il primo punto di ritrovo fu appunto l'Ortigara e quindi anche qua è per non dimenticare come facciamo sempre noi alpini, quindi facciamo memoria, ricordiamo i nostri valori, la nostra storia, chi ha dato la vita per il nostro paese perché fosse unito e perché fosse anche libero e poi facciamo del bene agli altri, quindi ridiamo alla comunità tutto quello che è la nostra forza e quant'altro, fin tanto che riusciremo a farlo. A dispetto dello scorrere degli anni, l'ANA ha mantenuto intatti tutti i suoi valori e tutti i suoi obiettivi. Quello che a me piace sempre ripetere appunto è mantenere fede a quelli che sono gli impegni statutari all'articolo 2 che parla certamente di memoria, di ricordo, soprattutto dei nostri caduti, ma parla anche di attenzione all'ambiente, soprattutto quello montano, e anche e soprattutto parla di solidarietà sia al nostro interno sia soprattutto verso chi ha bisogno e nelle emergenze gli alpini, e io credo che l'abbiamo visto non solo nelle emergenze, voglio ricordarlo quest'anno anche nelle Olimpiadi e Paralimpiadi, abbiamo risposto presenti, abbiamo dato una mano, abbiamo fatto in modo che la nostra Italia, la nostra gente possa guardare con orgoglio anche queste attività. Il pellegrinaggio al Monte Ortigara, luogo del Calvario degli Alpini durante la Grande Guerra, dove si svolse una delle battaglie più cruente mai combattute in montagna, è iniziato come ogni anno nel pomeriggio del sabato, con l'omaggio ai caduti da parte delle Penne Nere e delle autorità al Sacrario dell'Eiten di Asiago, il monumento ossario eretto negli anni 30, che raccoglie le spoglie dei soldati italiani che inizialmente erano stati inumati nei numerosi cimiteri di guerra sparsi sull'altipiano. Domenica gli alpini sono invece saliti in pellegrinaggio alla Colonna Mozza, a quota 2105 metri, per la messa e la deposizione della corona in omaggio ai caduti, lì dove i reduci della Prima Guerra Mondiale, fondatori dell'ANA, decisero di radunarsi. Per la prima volta la memoria è tornata a vivere. Per noi quello che è scritto su quella colonna è un comandamento che i Veici ci hanno lasciato nel 1920 col loro primo raduno, per non dimenticare. E noi siamo stati qui per non dimenticare, per essere capaci ancora una volta di trasmettere questi valori fondamentali che sono quelli della condivisione, quelli della solidarietà, quelli del ricordo e della memoria, che sono fatti anche per trasmetterli ai nostri giovani, ai giovani che hanno bisogno oggi più che mai
soprattutto in questa situazione, in questo momento dove l'individualismo, dove il rapporto più che tra gli altri è tra uno e il telefonino, sono fondamentali. Oggi più che mai, ripeto, bisogna non dimenticare, bisogna ricordare, bisogna essere grati a coloro che hanno sacrificato tanti la loro vita perché più bello fosse il nostro vivere. 1920, prima adunata nazionale degli alpini sull'Ortigara, inaugurazione della colonna Mozza, nel significato dei caduti di tutti gli alpini e anche non alpini che hanno perso la vita nelle battaglie soprattutto di giugno del 1917. Grande significato a ricordare, proprio come sta scritto sulla colonna Mozza, per non dimenticare coloro che hanno sacrificato ciò che di più caro avevano, di più grande, di più immenso che avevano, se si può dire più immenso, la propria vita. Ad organizzare la cerimonia quest'anno è stata la sezione di Marostica, secondo una rotazione ormai consolidata con Verona e Asiago. Dopo tanti anni è ancora una manifestazione molto sentita. La prima, ricordiamo, è stata fatta nel 1920, quindi sono veramente tanti anni che siamo qui ed è bello vedere tutta questa gente, tutti questi alpini, tutti questi fedeli che comunque vengono a trovare l'Ortigara, che è rimasta nei cuori di tutti quanti. «40 ragazzi del campo Scuola Nazionale dell'ANA di Enego hanno preso parte domenica alla tradizionale salita al Monte Ortigara, raggiungendo la colonna Mozza in occasione della celebrazione in quota dedicata al ricordo dei caduti. La presenza dei ragazzi ha rappresentato uno dei momenti più significativi della giornata, testimoniando il valore educativo del campo scuola, che attraverso esperienze sul territorio promuove la conoscenza della storia, il rispetto della memoria, i valori della solidarietà, del servizio e dell'amore per la montagna. L'idea di portare i ragazzi dei campi scuola qua su un punto storico degli alpini è da un po' che ce l'abbiamo. Purtroppo lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà per il tempo, ma quest'anno eravamo veramente molto decisi e i ragazzi hanno accolto questo invito a salire qua su veramente alla grande. Si sono impegnati in questa settimana in allenamenti per poter essere pronti a salire in questa vetta. Hanno ascoltato la storia da parte di Giampaolo Marchetti, che è venuto là da noi ieri a spiegargli cos'è l'Ortigara, in modo che nel momento che sono qua su, nel momento della salita, vedano le montagne, ma non le vedano solo come una passeggiata, ma le vedano col valore storico che rappresenta questo luogo per tutti gli alpini. Raggiungere la colonna Mozza, monumento simbolo del sacrificio degli alpini e di tutti i soldati caduti sull'Ortigara, ha consentito ai giovani di vivere un'esperienza che va oltre l'escursione, un percorso di riflessione e consapevolezza nel segno della memoria e della pace. Ho conosciuto gli alpini fin da quando ero piccola perché nella mia famiglia ci sono degli alpini e venire qua su oggi è stata un'emozione indescrivibile, soprattutto perché è molto bello poter ricordare la nostra storia e mandare avanti la memoria. Salire sull'Ortigara mi ha scatenato forti emozioni di amor di patria e anche mi ha fatto riflettere su come dei giovani della nostra età possano aver accettato la chiamata della patria per venire a difenderla. Mi ritengo molto fortunata di essere qui oggi perché non è stata una semplice gita, ma è un momento per non dimenticare tutti i caduti che hanno dato la vita per noi. Ai 40 ragazzi del campo scuola di Enego se ne sono aggiunti altri 10 che dopo aver partecipato ad un altro campo scuola in forma spontanea si sono dati appuntamento per condividere un momento di intensa partecipazione nel luogo simbolo di una delle battaglie più dure della Prima Guerra Mondiale. E questo è un bene, vuol dire che i campi scuola cominciano a dare i propri frutti, i ragazzi ci vedono come alpini, sanno riconoscere dei valori quando questi gli si presentano davanti e quindi dobbiamo dal nostro punto di vista continuare su questa strada, portare avanti quello che sono la storia, i valori di un corpo che da 109 anni continua nel territorio italiano.
È tempo di dichiarazione dei redditi, il che significa tempo di 5 per 1000, in un momento in cui ogni piccolo contributo può aiutare a sostenere le iniziative di diverse associazioni. È caso di ricordare che tra queste esiste anche l'Associazione Nazionale Alpini. Destinare il 5 per 1000 all'ANA attraverso la Fondazione ANA Onlus è un gesto semplice che non comporta alcun costo aggiuntivo per il contribuente, ma che può fare la differenza nel sostenere attività di grande valore sociale. Si tratta infatti di una quota dell'IRPEF che verrebbe comunque versata allo Stato e che grazie a una semplice firma può essere indirizzata a progetti di assistenza, solidarietà e protezione civile portati avanti dagli alpini. La scelta può essere effettuata in diversi modi. Nel modello 730 o nel modello redditi è sufficiente firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti terzo settore e riportare il codice fiscale dell'ente sotto la firma. Anche chi presenta soltanto la certificazione unica può contribuire. Infine, chi utilizza la dichiarazione precompilata online può inserire direttamente i dati attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Per effettuare la donazione basta inserire il codice fiscale della Fondazione ANA Onlus che vedete in sovrimpressione nell'apposita sezione dedicata al 5 per 1000. Un piccolo gesto, dunque, che può trasformarsi in un aiuto concreto per sostenere il lavoro quotidiano degli alpini al servizio della collettività. Con il tuo 5 per 1000 puoi essere al nostro fianco. Dona il 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Alpini. Sempre avanti, insieme. Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie. Bene, Tutto Sua Eccellenza. bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi per la festa di San João, è un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono, così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto
la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Beh, il tempo di Quaresima e di conseguenza anche la Pasqua è, con mia positiva sorpresa, è un tempo molto, molto sentito, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento a questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso in tutto è Fraternità e alloggio. Moradia significa alloggio e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte è stato la celebrazione della Messa del Crisma, che qui a Livramento non viene celebrata il Giovedì Santo, ma anticipatamente in una delle parrocchie della diocesi, e anche quest'anno è stato così. Tutti i sacerdoti, naturalmente accompagnando il vescovo, si sono recati in questa parrocchia con un grande afflusso di gente e di persone da tutta la diocesi che ha partecipato solennemente a questa Santa Messa del Crisma, che ho capito essere un appuntamento diocesano particolarmente sentito, vissuto in maniera molto convinta e positiva, un momento forte della Quaresima. Queste sono state le due iniziative generali che hanno caratterizzato tutta la diocesi e che, specialmente la prima, poi si sono concretizzate ovviamente nelle singole parrocchie. È molto interessante questa idea di collegare a un tema sociale, no? La Quaresima, questo è molto interessante. D'altronde anche nella nostra diocesi noi viviamo quella che si chiama la Quaresima di fraternità, che però, come dire, è più legata alla dimensione dell'animazione missionaria, però fa riferimento anche qui alla possibilità di venire incontro a delle fatiche inerenti o legate a chiese che sono più in difficoltà, per cui noi l'associamo in genere a dei progetti di solidarietà abbastanza strutturati e quindi finalizzati proprio a sollevare situazioni di fatica. Quindi anche qui c'è un impegno sociale un po' più legato alla globalità, diciamo così, più che alla diocesi, all'intradiocesi, quindi anche questo è molto bello. E qui in Italia, voi sapete, qui in diocesi di Vittorio Veneto abbiamo accompagnato la Quaresima con il libretto Sappiatevi amati,
che è il libretto prodotto certo dal centro missionario, ma ha una valenza diocesana, viene diffuso in tutte le parrocchie e offre uno spunto. Quest'anno ha preso come spunto la Dilexi Te, che è l'ultima nota del nostro, la prima, diciamo, lettera del nostro nuovo Papa, scusate, che tra l'altro abbiamo accompagnato in quest'anno, in questo suo primo anno di vita insieme a noi. E tra l'altro la Dilexi Te è proprio un'enciclica particolare, attenta al cuore, all'amore, ma in particolare anche ai poveri, quindi proprio alle fatiche degli ultimi. Chiederei adesso a Don Paolo, padre Paolo, di invece dirci com'è stata in Tagnassù. Sì, faccio confusione, Paolo, perché tra padre che si dice qui, padre, dom per dire vescovo, ogni volta vado in confusione, devo riconnettermi, sono sempre io. Però Paolo, raccontaci a Tagnassù invece la parrocchia, le varie comunità, come hanno vissuto questo tempo? Beh, il tempo quaresimale vissuto qui è stato intenso, perché abbiamo offerto la possibilità a tutte le messe celebrate nella chiesa matrice, ma anche nelle comunità, sempre mezz'ora prima, 40 minuti prima, la presenza o del parroco o del vescovo Dovrato, per la possibilità delle confessioni, che io dico che anche le persone hanno approfittato della presenza dei preti per poter confessarsi e prepararsi bene. Non manca ogni anno la grande celebrazione penitenziale, è fatta nella chiesa matrice, dove c'è una celebrazione per la confessione, e anche noi andiamo ad aiutare le altre parrocchie vicine per le confessioni della chiesa matrice, momento penitenziale forte. Poi i progetti, soprattutto lo studio, la riflessione nei vari, nelle comunità, nei quartieri delle comunità, della carta della fraternità sacerdotale, appunto quest'anno sulla riflessione sulla moragia, sull'abitare, che di maniera autonoma fanno le varie comunità e i vari quartieri, si ritrovano, pregano, leggono, si confrontano, parlano, per tentare anche di apprendere uno stile di vita diverso, più cristiano. Quest'anno una novità è che il ricavato della campagna della fraternità, il 40% va alla Chiesa del Brasile, il 60% resta nella diocesi, perché il vescovo diocesano apre, e anche quindi nelle parrocchie, apre la Caritas diocesana, che ancora non esisteva, e è una cosa nuova di questo anno. Il vescovo ha pensato di cominciare questa attività della Caritas diocesana con questo piccolo fondo che è raccolto dalla campagna della fraternità, e anche noi la parrocchia abbiamo scelto 2 persone che sono andate al primo incontro e ci stiamo mettendo in atto per aiutare a un'abitazione buona, precisa. Serve anche un gruppo, la Caritas, che aiuti cristiani e non cristiani a raggiungere questa nuova abitazione, no? E così stiamo in cammino con questo progetto. Ancora noi italiani lo conosciamo, ma per loro qua in Brasile è una cosa nuova, meglio per la nostra diocesi, perché nella Chiesa del Brasile c'è la Caritas, la nostra diocesi sta facendo i passi. Molto bello questo momento. È interessante questo frutto, no? Noi diamo per scontato che certe realtà siano così diffuse ovunque, in realtà non è così. Anche alcune semplici attività associative che noi abbiamo frequenti, pensiamo agli scout, pensiamo in realtà, nella realtà, non in tutta la realtà brasiliana, esiste in modo diffuso come nelle nostre comunità. C'è un altro stile, un'altra modalità di vivere comunque l'aggregazione, la fede, e la dimensione di Caritas mi rallegra, perché questo ci permetterà magari in futuro, chi lo sa, di mettere in collegamento anche la nostra Caritas con la Caritas diocesana, per creare nuove fratellanze, nuovi contatti, anche una rete consistente e sostenuta. Quindi bello. Mi sento di precisare l'altro grande momento della Quaresima è stata la Settimana Santa Maria Grazia, momento cominciando con la grande celebrazione delle Palme in tutte le comunità. La messa dove c'era il prete, ma le altre hanno fatto la celebrazione delle palme presieduto dai ministri. Tutti hanno cominciato con la
con la Domenica delle Palme, hanno vissuto bene il Triduo Pasquale. È un momento che preparano, che vivono, un momento importante della Pasqua, che le comunità vivono di maniera partecipativa, qua nella Chiesa Matrice molto, ma anche nelle altre comunità, e veramente è stato bello celebrare i Giorni Santi insieme con le nostre comunità, dove almeno io respiro che c'è un desiderio, ecco, di incontrare Dio, di essere liberati e di fare esperienza di vita nuova. Il Triduo si è diciamo celebrato nella Chiesa Matrice, giusto? Quindi a Tagna Su, e le No, comunità tutte le convergevano? comunità, Come funziona? tutte le comunità celebrano il Triduo. Quando c'è il prete è con la messa, se no le comunità si arrangiano, In quando c'è il autonomia. ministro, la comunità che celebra la liturgia del Triduo. No, tutte come si chiama, la lavanda dei piedi, il bacio della croce e la notte della Pasqua col cielo pasquale, sì. È bello, molto bello. Molto bello. Quindi voi siete rimasti, avete girato qualche comunità in particolare, anche non so, Sua Eccellenza, avete colto qualche particolare che vi ha colpito? Noi abbiamo servito di più la Chiesa Matrice e la comunità di Sussuarana. Il vescovo andava a Sussuarana e io nella Chiesa Matrice. Però il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la messa di Pasqua anche in altre comunità, non solo nella Chiesa Matrice e nella comunità sussurana, ma anche in altre comunità più piccole. Sì, così. Avete qualche aneddoto, qualche particolare storia che vi ha colpito, qualche relazione, qualche evento significativo del Triduo che vi ha un po' toccato? Io posso dire che mi ha colpito particolarmente la celebrazione del Giovedì Santo sera con la lavanda dei piedi, fatta con molto ordine, con molta calma, ma anche le altre celebrazioni, proprio celebrazioni che sono anche complesse, ma svolte in maniera ineccepibile. Mi ha proprio positivamente colpito questa precisione, questa dignità celebrativa della liturgia, almeno nella comunità dove sono andato. Io sono andato nella comunità di Sussuarana, ma penso che la stessa cosa sia stata qui dove è celebrato Don Paolo a Tagna Su. Possiamo dire che c'è un'intensità, ecco, in questi momenti, c'è un'intensità, la gente sceglie, vuole partecipare e viene e partecipa con profondità. Dopo ci sono, per esempio qua nella Chiesa Matrice c'erano i bambini con le candele per la processione, sai come sono i bambini, fanno le loro robe, però soprattutto anche lavando i piedi questi uomini di età diverse, giovani, anziani, che noi, almeno dove ero io cappellano, erano più bambini che facevano lavanda dei piedi. Vedere gli uomini che fanno lavanda dei piedi è un segno molto forte, anche di gente che conosci, che fa il muratore, gente che conosci, che vedi nella strada e che dici guarda qua, è lui oggi. È un momento molto intenso. Sicuramente dopo il Venerdì Santo, il bacio della croce, come da noi in Italia, la gente viene per vivere questo atto di adorazione con fede, è un momento importante, un momento bello. Bello. È stato bello vivere la Pasqua anche quest'anno. Bello. Allora, per i brasiliani che ci stanno ascoltando, raccontiamo anche un po' che cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto qui nella nostra diocesi, quindi anche qui c'è una forte concentrazione nelle parrocchie di vita, e anche per il nostro tempo è un momento di discernimento. Insomma, noi in genere lavoriamo meglio, attiviamo delle riflessioni relative alla conversione, e il Papa ci ha aiutato con una lettera dedicata proprio 3 parole, ha usato: conversione attraverso digiuno, l'ascolto e il farlo insieme, quindi la cooperazione, la condivisione. E queste 3 parole hanno accompagnato questo tempo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché, per esempio, noi abbiamo questo calendario quaresimale per cui ogni giorno c'è un brano, viene richiamata, c'è una paginetta dove si richiama il Vangelo del giorno, un piccolo accenno
alla Dilexit è una preghiera finale, e abbiamo da quest'anno utilizzato, da qualche anno insomma, stiamo utilizzando la modalità WhatsApp, quindi tutte le mattine mandiamo un messaggio alle persone. Quest'anno abbiamo raggiunto con queste allora, solo io personalmente ho raggiunto più o meno 700 persone, ma a loro volta queste persone postavano, comunicavano, e questo nuovo stile, anche se vogliamo, no, di trasmissione del Vangelo, di evangelizzazione, che è più che altro legata al web ovviamente, però è stato molto sentito. Ecco, le persone aspettavano il messaggio per poter sintonizzarsi e ascoltare la parola. Questo è molto bello, non è, insomma, vuol dire, non è scontato, perché noi viviamo in un tempo dove abbiamo tutto, dove abbiamo bisogno anche di staccarci dalle cose materiali e recuperare la dimensione più spirituale e di contatto con Dio, e abbiamo bisogno anche del contatto con altre chiese che magari non hanno le stesse opportunità e che ci insegnano, no, a recuperare il senso profondo delle relazioni, il senso profondo della vita, ritornare ai valori basici, quelli che sono quelli evangelici, del Vangelo, dell'amore, della condivisione, dello stare insieme senza giudicarsi, senza criticare, proprio senza sparlar male della gente, insomma, quindi proprio nella semplicità della fraternità. E io spero proprio che la Quaresima possa aver avuto un po' di respiro anche in questo senso. Quindi voi l'avete sentita questa cosa laggiù? Come l'avete sentita voi la Quaresima, o meglio il tempo di Pasqua italiano lì in Brasile, per esempio? Avete avuto qualche percezione, feedback? Beh, io ero uno dei 700 che riceveva il tuo messaggio, Maria Grazia, ecco, ogni mattina. Anche Don Corrado. Anche Don Corrado, anch'io. Abbiamo accompagnato questo momento. Dopo, devo dire la verità, di altre cose vissute in Italia del tempo quaresimale di Pasqua, già andare dietro quello che abbiamo da fare qua è sufficiente, ma non sempre c'è. Però ogni tanto quando qualcuno chiama, scrive, dice come sta andando, così, e mi è arrivato anche da qualche altro il tuo messaggio, sì, non solo tu me lo mandavi, qualcun altro me lo passava per dirmi guarda, sto facendo questo ogni giorno. Vedo che questa modalità del messaggio con pensiero, di riflessione, la parola del Vangelo, anche qui in Brasile è vissuto da molti. Ci sono persone che lo fanno liberamente loro, condividono ogni giorno con gli altri, ma ci sono anche dei messaggi che arrivano. È una modalità che sta. Io penso che sia anche bello. Tante persone scrivono tante cose in internet, ricevere una parola di Dio e un pensiero luminoso è meglio, cioè, non è che cambia il mondo, però mette in atto pensieri e sentimenti buoni, che dentro tanti altri pensieri brutti, secondo me, aiuta. Grazie, mi hai fatto venire in mente che effettivamente il messaggio raggiunge molti popoli, perché essendo un po' legata alle missioni arriva in Mozambico, arriva in Congo, arriva un po' a tutti i contatti che abbiamo, quindi si diffonde. Mi ricordo che c'è un vescovo del Mozambico, Padre Osorio, che noi abbiamo conosciuto come Padre Osorio, che ora è vescovo, che mi dice mandameli, che così li traduco in portoghese e poi li diffondo nella mia diocesi. Quindi voglio dire, anche piccole perle che aiutano noi fratelli, no? Perché dobbiamo ricordarci che la nostra Chiesa è unica, non è che c'è Vittorio, Livramento, c'è il Mozambico, Maputo, siamo un'unica Chiesa, siamo un unico corpo in Gesù. Gesù non ci vuole separati, Lui ci pensa tutti uniti, e per questo ha senso anche la condivisione tra chiese, che non è semplicemente un ti do qualcosa, è che noi siamo veramente come una mano e un piede nello stesso corpo, quindi non possiamo vivere separati, e penso che la nostra esperienza missionaria ci aiuti, ci debba aiutare in questo senso a vivere intensamente questa unità, perché l'unità significa che se tu stai male laggiù, anche io sto male qua giù, non è solo prendo le mie cose in più e te le mando perché tu non le hai, no, è una cosa molto più profonda, parlando dal punto di vista della spiritualità. Cosa ne pensate? Beh, sicuramente la missione è vivere insieme
condividere la vita, aprirsi a vivere una fraternità diversa. Dovrebbe essere, ecco, questo sentimento, se c'è una parte della Chiesa o anche un'umanità che soffre, io devo sentire questo sentimento. Come al contrario c'è una parte che sta nell'allegria, io vivo dall'allegria della Chiesa. Sai, questo che stiamo preparando adesso, non so, io anticipo un momento, ma l'interscambio che vivremo tra i giovani della Chiesa brasiliana e i giovani della Chiesa di Vittorio Veneto un po' realizza questo sentimento di vivere questa realtà della missione, no? Del vivere insieme, preparando i giovani che verranno in Italia per fare un'esperienza missionaria. Io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto in Africa, è molto diversa, perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella Chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo: vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che è venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. Preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo, perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Sua Eccellenza, anche lei vuole dire qualche pensierino, ci terrei. Volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. Abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto, perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina, e era una cosa che si faceva anche negli altri anni e abbiamo fatto anche quest'anno, e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti ma anche laici, che hanno partecipato alla Messa del Crisma mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto, che è una cosa molto semplice, formale potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. E la cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con l'interscambio che stiamo vivendo tra le diocesi di Vittorio e di Liberamento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad gentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto ha
c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare, un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don Paolo, Padre Marcos e 2 educatrici, accompagneranno quindi 16 giovani della Diocesi Livramento. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2023, a dire la verità, e quest'anno la replichiamo, ma in una formula un po' diversa. Raccontaci, Don Paolo, anche se io le so già, ma è bello che le racconti tu, quest'anno che novità ci sono? Beh, come dicevi, Don Marco d'Almagro con te aveva già incominciato l'esperienza nel 23 e dopo anche la nostra diocesi già 2 volte aveva visitato la chiesa di Livramento. Quest'anno è la diocesi di Livramento che viene un'esperienza di interscambio della diocesi di Vittorio Veneto. La novità fondamentalmente è un respiro più diocesano dell'attività dell'interscambio, ossia non sono soltanto i giovani dove è presente il padre, il prete italiano che che fanno l'esperienza dell'interscambio, ma abbiamo pensato insieme col vescovo Don Vicenzi di Livramento e anche con te e con il nostro centro missionario di fare la proposta che siano giovani della diocesi di Livramento che possono partecipare. Per noi in Italia sembra una cosa normale, ma dobbiamo sempre ricordarci che la dimensione diocesana qui in Brasile è un territorio enorme rispetto al nostro, quindi mettere insieme giovani da parti diverse della diocesi non è un'esperienza, non è una realtà così facile da realizzare. Per questo quest'anno abbiamo pensato di scegliere solo un'altra parrocchia, la parrocchia di Stagnassù, con un'altra parrocchia di cognome di Pitanga, e cominciare così 2 parrocchie insieme, dico che la mia parrocchia è distante 4 ore di macchina dalla parrocchia che si unisce a questo interscambio. Quindi immaginate voi un po' anche l'idea di trovarsi insieme per fare un cammino di preparazione, non è una cosa così immediata come è nella nostra diocesi, che prendi, vai a Vittorio Veneto in mezz'ora, incontri gli altri e puoi fare tutto quello che devi fare. Quindi l'esperienza già in sé, per il fatto che sia fatta così, sta smuovendo un po' il cammino. È la dimensione diocesana che stiamo crescendo e che il prossimo anno vorremmo anche di più modificare. Ma ecco, la novità prima è questa: 2 parrocchie insieme, 16 giovani, 2 preti, 2 accompagnatrici che partono e si stanno preparando così. Ogni parrocchia si prepara nella propria parrocchia con incontri mensili e attività mensili. L'incontro mensile è per preparare il cuore, la mente, le abitudini e la disponibilità per vivere l'esperienza. Invece le attività mensili sono attività per cercare di ricevere un po' di soldi, per preparare quello che serve, quello che vogliamo portare via. Quindi ci sono 2 momenti nella parrocchia: spiritualità e azioni. E dopo ci sono stati 3 momenti uniti con anche l'altra parrocchia, diocesani, diciamo così, sempre per fare gruppo, che si torni un gruppo unico, non 2 parrocchie, ma si torni un gruppo unico, per coltivare la spiritualità della missione. Che cos'è la missione? Riflettiamo molto su questo tema, la missione e anche per organizzare poi l'esperienza, perché l'esperienza la fanno loro, non è che vanno dietro a quello che diciamo noi, l'esperienza la fanno loro, organizzare insieme l'esperienza dei giorni in Italia. Per il momento le sfide sono tante, Maria Grazia, non è tutto così facile, sono persone, quindi anche diverse tra di loro, che vivono in posti diversi, ma
Io sono contento perché vedo che come il desiderio c'è, anche i passi li stanno facendo. Non manca poi tanto, perché lo diciamo, è dal 20 agosto al 5 settembre l'esperienza dell'interscambio là nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Per questo ormai manca solo 2 mesi a partire. Abbiamo ancora qualche attività da fare, qualche cosa da preparare. Qualche biglietto Ma del treno da comprare, che ci sono lavori, sì. insomma, è tutto così. Allora, precisiamo però che qui a Vittorio, allora, il gruppo parte il 20 di agosto, ma saranno, perché faranno un passaggio per Roma, dove visiteranno la capitale, insomma, con l'occasione che sono in Italia abbiamo pensato di permettere ai giovani di vedere anche la nostra capitale, insomma, in particolare il Vaticano, la sede papale. Dopo anche vedere la capitale, visitare dove abita Don Armando, al Pio Brasileiro, e andare alla parrocchia Nostra Signora di Perpetuo Soccorro, che è la parrocchia dove c'è l'icona della nostra padroera, il nostro patrono. Quindi non possiamo non fare. non si può, soprattutto i brasiliani che ci tengono così tanto, bisogna, è importante, è un senso di accoglienza, di ospitalità. Però il 24 di agosto partiranno da Roma e verranno nella nostra diocesi. I giovani saranno ospitati dal nostro seminario, nel nostro seminario, e insieme a loro cogliamo anche l'occasione perché stiamo costituendo un gruppo di giovani italiani che vivranno insieme ai brasiliani per una decina di giorni. Poi il gruppo partirà da Venezia il 3 di settembre, con arrivo presunto in Tagnassù, poi nelle varie parrocchie il 5, però immaginate che per viaggiare, insomma, noi contiamo sempre 2 giorni, ora che si parta da Tagnassù per arrivare in aeroporto ci vuole 1 giorno, per arrivare poi in Italia un altro giorno e mezzo, quindi il viaggio non è proprio così leggero. Cosa faremo in questi tempi? Prova a buttare giù tu, Paolo, alcune delle idee che abbiamo buttato giù, dopo io integro. L'esperienza di interscambio io dico che ha 3 dimensioni. La prima è vivere insieme brasiliani e italiani. Questa convivenza in un luogo e attività insieme è sicuramente la prima attività dell'interscambio per aiutare nel vivere insieme persone di nazionalità differente, ma che comunque tutte stanno facendo il proprio cammino di fede. Insieme vivremo la fraternità, la quotidianità dei giorni, e dopo anche la visita ad alcuni luoghi significativi per la fede, ecco, in Italia, con incontro con testimoni che ci parleranno della fede. In più visiteremo le nostre parrocchie, qualche nostra parrocchia e qualche realtà della nostra diocesi. Quindi saranno giorni intensi, molto intensi, che chiederanno di un dinamismo e una certa disponibilità anche ad adattarsi. Così, direi, riassumendo, vivere insieme, visitare luoghi significativi, Venezia, Padova, luoghi dove ci sono chiese e luoghi dove ci sono esperienze di fede forti, incontrare testimoni e dopo visitare le nostre parrocchie, vedere la vita delle nostre parrocchie normale, i Gresti, Campi Estivi, la domenica in parrocchia, a fede. E non mancherà anche l'incontro con la comunità brasiliana presente nella nostra diocesi. Ottimo, hai già detto tutto tu, quindi noi sappiate che per organizzare questo, insomma, stiamo veramente collaborando con tantissime persone che ringraziamo, moltissimi tra l'altro, Paolo, possiamo proprio dirlo, sono stati generosi anche nell'aiutarci perché anche solo semplicemente l'acquisto dei biglietti aerei è stata una spesa non da poco, ecco, quindi sono sempre giovani che vengono da situazioni non facilissime e in questo senso la nostra diocesi ha già dimostrato una profonda generosità, molti benefattori, insomma hanno già quasi coperto tutto il costo dei biglietti che è stato consistente. Ora si tratta vi sollecitiamo anzi a darci una mano anche per gestire le attività, però più che altro Penso con la presenza. che sia importante dire che questo aspetto economico dell'esperienza è fatto sì per la generosità di molte persone italiane che io ringrazio anche, che ho incontrato quando sono stato in gennaio, che comunque amano la Chiesa e ci stanno aiutando,
ma è fatta anche dalla scelta delle persone qui in Brasile, perché ogni partecipante, secondo le proprie capacità, chiaro, sono diverse le capacità di un brasiliano rispetto alle nostre, ma secondo le proprie capacità mette un proprio contributo. E anche le parrocchie di Tagnassubi Pitanga mettono un contributo per aiutare. Non è che, sì, certo che la proporzione è diversa, però si manifesta anche nella scelta economica della parrocchia e del singolo il desiderio di vivere questa esperienza, che non è solo ricevuta così senza impegno, ma ha un impegno personale e anche comunitario, quindi senza ombra di dubbio il nostro grazie a tutti gli italiani e alla Chiesa italiana che ci aiuta, ma dico anche che cerchiamo anche noi di fare la nostra parte e stiamo facendo. No, hai fatto bene a precisarlo perché l'abbiamo proprio voluta questa cosa come segno anche di assunzione di responsabilità, perché noi non abbiamo mai voluto pensare di organizzare un viaggio turistico, ma un'esperienza di scambio fra chiese, e questo va precisato e vorremmo precisarlo perché è proprio l'idea di poter creare momenti dove la nostra diocesi dialoga con questi giovani, quindi anche le visite alle parrocchie, che vorrà dire partecipare alla celebrazione eucaristica e poi fare un incontro, avrà questo respiro di dialogo, di comunicazione, di conoscenza reciproca, perché avviene sia attraverso questa trasmissione, però è importante l'incontro, e noi cercheremo attraverso i testimoni che si sono comunque resi disponibili di portare questo messaggio. Tra l'altro qui con me c'è Federico della Tenda TV che si è reso disponibile, insomma, anche se mi sta facendo una faccia un po' strana, mi ha detto sì, ma cercheremo durante l'intercambio, no, l'abbiamo detto, dai, durante l'intercambio anche di mettere online alcune avventure con questo intento, non di far vedere grandi cose, ma di far conoscere le nostre realtà, quello che sta avvenendo, e questo secondo me è importante perché vorremmo che questo progetto lo sentiamo come un progetto di tutti, non è un progetto dell'ufficio missionario, di Don Paolo, di Sua Eccellenza, non è un progetto di persone, ma è un progetto di Chiesa, e noi vorremmo davvero che questa cosa, questo messaggio passasse, quindi ci auguriamo che questa cosa avvenga. Allora, noi per oggi condivideremo un po' il programma probabilmente. Spero che chi desidera incontrare il gruppo dei brasiliani e anche salutare me, va benissimo, partecipi ai vari momenti che vivremo nella nostra diocesi. Io credo che sarà un incontro di fede e di speranza per tutti. Volevo solo dire che a breve, entro metà giugno, comunicheremo a tutti il più possibile tutte le informazioni sulle date di dove saranno i giovani, dove pernotteranno, tutte le diciamo nozioni tecniche, perché abbiamo scelto delle parrocchie logistiche, perché non possiamo andare in tutte le parrocchie della diocesi, ma 4 parrocchie dove tutti potranno venire a incontrare i giovani, quindi state allerta per le informazioni che vi daremo. Bene, allora per continuare la nostra riflessione abbiamo pensato, e anche per invogliare qualche giovane se vorrà partecipare, qualche italiano, a questa settimana sono 10 giorni residenziali, quindi chi aderirà a questa proposta che verrà lanciata anche attraverso i siti della diocesi, ma quello della pastorale giovanile e del progetto Andiamo Oltre, chi desidera partecipare può farlo o in modo residenziale o in modo semi-residenziale, ma speriamo a livello residenziale, quindi alloggeremo insieme ai brasiliani, anche noi vivremo tutti insieme, mangeremo insieme e parteciperemo a questa attività. Ma per raccontarvi meglio questa esperienza abbiamo trovato una ragazza che ha partecipato, Francesca Battistella, che ha partecipato all'intercambio del 2023. Lei non è mai stata in Brasile, se non per il fatto che è nata lì con la sua famiglia quando era piccola, è stata lì quando era molto piccola, ma veramente ha fatto parte del gruppo residenziale che ha accolto i brasiliani del 2023. Adesso lanciamo una intervista che le abbiamo fatto per sentire che esperienza ha passato e com'è stata.
Ciao, io sono Francesca Battistella. Nel 2023 ho partecipato all'interscambio Italia-Brasile che si è tenuto qui a Vittorio Veneto e mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sono arrivate le ragazze e i ragazzi e li stavamo aspettando fuori nella strada. Ogni macchina che passava sembrava fossero loro, quindi eravamo super contenti. Quando poi sono finalmente arrivati eravamo al massimo della gioia. È stata un'esperienza molto bella, insieme a loro abbiamo vissuto questa settimana di convivenza, abbiamo dormito anche insieme alle ragazze, eravamo miste italiane e brasiliane e abbiamo visitato Vittorio Veneto, abbiamo visitato Padova, Venezia e è stato proprio molto bello, molto arricchente. E lo consiglio perché è una settimana che ti permette di conoscere tante nuove persone, sia di altre culture, sia anche le altre ragazze italiane e ragazzi italiani. Noi non ci conoscevamo tra di noi e quindi è stata proprio una settimana molto arricchente. Abbiamo sentito Francesca e anche il suo entusiasmo e quindi sulla scia di questo invito noi vi salutiamo Padre Paolo e Monsignor Corrado, ma lo facciamo come di consueto chiedendovi, e questa volta Sua Eccellenza lei me lo deve fare come piacere personale, ci deve dire qualcosa in lingua portoghese, in brasiliano. Per favore ci faccia un saluto perché la gente me lo chiede, mi dicono ma ha imparato e è necessario. Allora io mi limito a salutarvi in brasiliano. Calorosas saudações a todos vocês e Deus vos abençoe. Amen. Molto bene. Super! Grazie Sua Eccellenza, ma siccome l'ho sentita, io so che lei è molto brava a parlare, è un po' timido, ma lei è bravissimo. Padre Paolo, un saluto anche da parte tua per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão. Deus vos abençoe e até mais. Un abbraccio. Benissimo, grazie. Io ricordo chi ci segue allora che ci rivedremo per l'intercambio, probabilmente andremo direttamente ad agosto raccontandovi quello che accadrà, il pregresso e quello che succederà dopo. Vi ricordo che noi periodicamente nella rubrica Nell'azione, nel settimanale L'Azione, troviamo sempre un articolo generosamente preparato da Sua Eccellenza Monsignor Corrado che ci accompagna con le riflessioni inerenti a quello che sta avvenendo nella diocesi di Livramento, e quindi con queste notizie ci vediamo per l'intercambio e vi aspettiamo calorosamente, tranne Sua Eccellenza che resterà a casa. Le tocca tenere a bada la canonica, la parrocchia, Sua Eccellenza. Certamente, certamente. Ma ce la farà. Un caro saluto a Ciao, tutti Maria e alla Grazia, prossima, ciao. a presto. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.